Ma questa è la dimostrazione che insomma, la forza di volontà, la determinazione porta al risultato. Un'opera da quasi 120 miliardi in un anno realizzata, mi ricordo coloro che dicevano che in Italia le opere non si riescono a fare e soprattutto voglio ricordare che abbiamo risanato un versante di montagna devastato, un'autentica discarica a cielo aperto e fra l'altro oltre ad aver fatto l'opera anche ripiantumata con 10.000 alberi. Un monumento alla follia? Ma sì, l'ho definito così perché poi questo dossier nasce da una mia idea, la candidatura è una mia idea alle Olimpiadi di Cortina e in quel dossier volli proprio mettere il bob, il nuovo bob, visto e considerato che questa è la pista di bob più vecchia al mondo ma era abbandonata, era una discarica a cielo aperto, ce l'abbiamo fatta e oggi aspettiamo solo le Olimpiadi nel 2026. Quant'è la soddisfazione? Per me è moltissima anche perché considerate che sono partito da un'idea, da un dossier, da un sacco di critiche e soprattutto da un sacco di scettici che dicevano nella migliore delle ipotesi che sarebbe stato un fiasco, nella peggiore delle ipotesi che prendeva in giro i cittadini. Dopo questa giornata aumenta la voglia di essere qui a Cortina per l'inaugurazione da governatore? Ma guardi, a Cortina ci si può venire a prescindere e ci verranno 2 milioni di persone e saremo visti in TV, via social, almeno da 3 miliardi e mezzo di persone. Voglio ricordare che nel mio dossier non ho presentato solo Cortina, Trento e Bolzano, ma in quel dossier ci ho messo anche l'apertura delle Paralimpiadi e la chiusura delle Olimpiadi a Verona. Questo altro grande successo, visto e considerato che l'arena sarà oggetto di un grande restauro. La pista Eugenio Monti come simbolo anche di una eredità post-olimpica per Cortina come richiamo del mondo. Ma sì, non sarà solo la pista più iconica da un punto di vista sportivo, ci verrà il mondo intero con il bob, lo scheletro e lo slittino, ma definiamo la nostra Guggenheim Museum come quella di Bilbao, qui si verrà a vedere un'opera iconica dal punto di vista architettonico e ingegneristico e quindi ne vale il viaggio, ne vale la pena di venire a Cortina anche per quello. Lei ha detto che a convincerla sono stati i muscoli di Sofia Goggia per quello che riguarda le gare femminili. Beh sì, nella suddivisione che abbiamo fatto in maniera assolutamente pacifica, amichevole con la Lombardia, e la discesa femminile al Veneto, io ho sempre contato sul fatto che le giovani promettenti come la Goggia, la Brignone si sarebbero distinte. Beh, oggi abbiamo le Olimpiadi anche per loro, per ovviamente tutti i nostri sportivi, adesso spetta a loro portarci a casa le medaglie. Qual è stato il punto di svolta di questo momento per arrivare a questo momento? Il punto di svolta è stata la determinazione, ve le ricordate il dibattito, andiamo a qualcuno che proponeva a Torino una pista al sole obsoleta che va demolita, qualcun altro che ci proponeva viaggi in giro per l'Europa. La verità è che siamo riusciti a fare un'opera che ridona dignità e standing a Cortina, è il bob più vecchio al mondo, 1928 e soprattutto sarà l'ultima nuova pista al mondo, visto e considerato che Thomas Bach del CIO ha annunciato che sarà l'ultima pista del mondo, quindi abbiamo veramente un pezzo di storia in mano. Sembra più convinto che le Olimpiadi siano un investimento per il Veneto? Ma decisamente sì, guardi, non le sto a parlare del punto e mezzo di PIL stabilito dalla Bocconi, dalla Sapienza, da Ca' Foscari. Le parlo dell'ultimo studio di Banca Ifis che parla di 5 miliardi e 300 milioni di valore. Se lasciamo perdere gli studi e andiamo per strada lo capiamo già da soli, è pieno di cantieri e di gru. Voglio anche ricordare che 1 miliardo e 800 milioni di euro di opere pubbliche che noi realizziamo, se non avessimo avuto le Olimpiadi non le avremmo viste neanche nei sogni. Scusa? Si va avanti anche su quella partita, anche perché è fondamentale per le Olimpiadi nel rispetto di tutte le norme, delle regole ambientali, ma si va avanti. Ma ieri c'è stata la conferenza di servizi, com'è andata? Grazie. Beh, poi lo annunceranno, posso dire che si va avanti. Si va avanti? Luca, what is the importance, what is the significance of this